No, no, è una persona che è stata in alcune trasmissioni televisive come Tu sì che vales oppure... Ah? No, no, non Ugo però, no, di un personaggio. È stato anche da voi a Vitulazio, sta avendo man mano delle serate sempre più con successo. Lo chiamano il molleggiato. Eccolo qua, lo chiamano il molleggiato. Voi lo conoscete perché qualcuno di voi ha... Allora lo conosco perché è molleggiato sul cuscino. Comunque è stato in alcune trasmissioni e questa sera ballerà con Ugo. Farà un bel balletto. Ugo ti sei preoccupato, stai indabbiando. Dice non ci parla tutta la serata, una sola non ci fa. No, no, vabbè. Ci è venuto a fare un po' di compagnia, tanto lo conoscete, si chiama Giulio Gioia, lo chiamano il molleggiato del sud, lo vogliamo vedere? No, no, Giulio Gioia, eccolo qua, quello qui. Bene, alzate. Pure Giovanni, pure Ugo. Acchiappata Ugo. Vai Ugo. Io lo so perché sulla fede non hai, ma se tu lo vorrai, vedrai. Questi sono gli effetti del cuscino. Tu non puoi vederlo, ma c'è ora Marianna. Ugo! A Ugo! Mimmo! Pensa a Ugo! Gli effetti del cuscino pensate tutti un materazzo, che commenti! Del silenzio e mi vede che te e io sento che anche tu lo vedrai. Ugo! Chissà che lo vedrai solo con gli occhi miei.
Adesso facciamo un altro pezzo, facciamo un cerchio intorno a lui. Ugo, devi chiamare Ugo, giuro, e quel signore al centro si chiama Ugo. Vai, Ugo, vieni. Ugo, vieni. Poi dove si riscappa, no? No, leggete un microfono male. Facciamo un cerchio intorno a Giulio, facciamo questo pezzettino. Perché continuo a costruire le case e non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, e no, se andiamo avanti così, chissà come si fa, chissà.
cosa Ugo che sta parlando. Voilà, ultimo giro.